Ecco Gaetano, come dicevo in apertura, quel poco di buono che resta a Napoli, appunto il teatro, come diceva Vittorio, di che cosa c'è bisogno secondo te per... Ma sia io sono un uomo che tiene sempre conto dei numeri. Abbiamo sentito di 2.500.000 euro per 10 giorni di spettacoli, perché poi si racchiude tutto in 10 giorni, 12 giorni. Quando poi i contributi ministeriali per la gestione annuale di un teatro non superano le migliaia di euro. Vedi il Teatro Totò che per un anno di lavoro, un anno di esercizio percepisce 30.000 euro. Allora voglio dire, i numeri poi alla fine Questi sono i fondi ti fanno, nazionali, i fondi nazionali, cioè il ti FUS. fanno capire, il FUS, ti I fanno fondi capire vostri, insomma. la questione qual è? Noi ne abbiamo parlato anche l'altra volta, un teatro che vuole essere aperto alla città, aperto al popolo napoletano, deve contenere assolutamente i costi, a livello quasi di cinema. E quindi come si fa a portare avanti una gestione in queste situazioni? Ben venga il festival, che sia sempre più valido dal punto di vista culturale, ma sicuramente non perdere mai di vista gli imprenditori che lavorano a Napoli Ecco, e che sono oggi, scusami se ti interrompo, nella impossibilità tra qualche mese di continuare la gestione, questo te lo posso assicurare, ma non parlo solo del Teatro Totò, è un problema generale della città. Ecco, io questo ti volevo dire, del Festival del Teatro ne riparleremo Sì. nel corso della serata. Come mai o c'è un governo di destra o c'è un governo di sinistra, comunque nella finanziaria a fine anno il Fondo Unico dello Spettacolo, questo famoso FUS, comunque viene sempre tagliato. Ultimamente mi sembra 100 milioni di euro. Vuole dire che in questo paese, in Italia probabilmente, il teatro È non ritenuto è visto superfluo, è ritenuto non è superfluo, questo visto volevo come un dire. momento di crescita e di cultura. Voglio dire, alla fine poi vedi i problemi di disagio che noi abbiamo soprattutto nella nostra città e nelle città del sud, nascono proprio ed esclusivamente dal fatto che viviamo in quartieri popolari dove la cultura non c'è, non esistono teatri, non esistono cinema, come la 167 a Secondigliano, e quindi come si avanza, come si va avanti, cioè come si cresce culturalmente. E non ragione, cioè per un paradosso, il nostro governo, il nostro Stato, i nostri enti tagliano sempre quella che è la cultura. C'ha un futuro, Filippo. Filippo e altri 13 suoi piccoli colleghi li sto seguendo proprio io da 3 mesi, perché loro hanno finito il primo percorso di 3 anni di studio e si accingono poi a passare tra gli adulti della scuola di teatro del Teatro Totò. Filippo è uno di quelli che è veramente un piccolo talento e che E per il si momento farà. Ma c'è comunque una c'è... scuola al Teatro Totò, Non ho chiaramente. capito? È una scuola Sicuramente, di noi da diversi 15 corsi. anni ci occupiamo di formazione, abbiamo quasi 130 iscritti ogni anno, divisi in 3 anni di corso, e diciamo che siamo un po' il punto di riferimento per la formazione teatrale nella regione Campania. Ecco, vedi, tornando alla parola, quella fatidica parola di Edoardo Fruiteven, noi non l'abbiamo mai detta, tant'è che siamo qua, non scappiamo, lavoriamo ogni giorno con grande difficoltà. Il Teatro Totò ogni anno mette in piedi 3 produzioni teatrali che danno lavoro quasi a 250 persone, ha su una scuola di recitazione che dà lavoro a 10 insegnanti, però diventa sempre più complicato, diventa sempre più difficile. Mission Impossible. Sì, quasi sì, ormai siamo quasi veramente con le spalle al muro. È vero che dall'anno scorso ce l'aspettavamo di arrivare in questa situazione, però voglio dire adesso ci siamo qua. Bentornati con noi in diretta. Gaetano, scusami, hai sentito l'intervista di Caccavale? Diceva Napoli soffre meno del resto d'Italia. Tu sei d'accordo? Ormai rispetto a questa crisi economica che ci ha colpito già da qualche tempo, anche il teatro si è diviso un po' in fascia A e fascia B, cioè voglio dire, parlando proprio semplicemente, chi aveva i soldi ce li ha e va a teatro, ma va in determinati teatri, chi non li aveva, ma anche la classe impiegatizia oggi non c'è più, passata, la forbice si è allargata, sono più poveri. Per cui quelli che prima andavano al teatro oggi non ci vanno più. Chiaro? Cioè potremmo anche quasi dire che come in Sud America, quelli ricchi diventano sempre più È ricchi esattamente comunque. proprio così, ed è esattamente così. Quindi i teatri che
hanno una matrice più popolare sono quelli che soffrono ovviamente di certo, più, per cui devono abbassare i prezzi per consentire comunque a chi aveva un servizio di continuare a beneficiare Quindi di queste praticamente serate. mi stai dicendo che l'Augusteo è un teatro che è meno popolare, giustamente? Beh sì, per il tipo di spettacoli che ha, Certo. ovviamente i grandi musical, quindi i grandi artisti anche per la capacità che ha, quindi ha la possibilità di ospitare spettacoli per una fascia di pubblico che sicuramente non è quella popolare. Sì, addirittura c'era... E attenzione, con questa difficoltà che stiamo vivendo, anche il pubblico popolare magari decide di andare una sola volta all'anno a teatro e va a vedere il grande evento, quindi tagliando fuori i teatri più popolari, e questo è il grave problema che... Ecco, rimango sempre su di te perché voglio chiederti, la prima edizione appunto del Festival del Teatro a Napoli, che tipo di rapporto diciamo, ha coinvolto i teatri storici di Napoli, per esempio anche il vostro? Sì, sì, noi abbiamo ospitato il festival proprio alla prima edizione offrendo al pubblico un progetto molto molto interessante, venuto fuori dai progetti PORG, i progetti europei della Regione Campania. Abbiamo messo in scena uno spettacolo molto bello, 167 con Franco Ricciardi, e 18 ragazzi che ci sono stati affidati dal Tribunale per 6 mesi, che noi abbiamo curato, abbiamo formato per quanto riguarda il teatro, e quindi mettendo poi alla fine in scena, alla fine di questo percorso, uno spettacolo. Noi abbiamo preso parte in questo modo al Ecco, festival. quindi praticamente la domanda che io prima ho posto a Vittorio Marsiglia, se il festival potrebbe rilanciare Napoli, tu rispondi in modo Sì, sì, positivo, sì, diciamo. sicuramente sì, con degli accorgimenti indispensabili, sì, sicuramente potrebbe essere un volano interessante. Ecco, No, io per quanto riguarda l'argomento teatro, ecco, ma noi ci fuit ritorniamo poi. ven, noi non scappiamo dalla città, noi ci vogliamo restare. Certo. 3 grandi produzioni quest'anno, finisce Giacomo Rizzo con Molière, grande successo, tantissimo pubblico in teatro, debuttiamo il 12 con Arezzo 29, con Vittorio Marsiglia, Caterina De Sala, splendida Caterina, Davide Ferri, Ciro Capano, è ancora una bellissima compagnia. Il 26 marzo debutta Luna Nera, uno straordinario musical con Gennaro Silvestro, Franco Ricciardi e 20 ragazzi recuperati da quel progetto di cui vi parlavo prima. Ecco, per noi può diventare un simbolo Fuitaven, ma per restare ancora fermi in questa città, e come noi ce ne sono tanti di operatori che veramente combattono e combatteranno sempre, perché noi siamo legati a questa città, però aspettiamo qualcosa che ci aiuti, che ci dia una mano, che ci sostenga e si affianchi a noi in questa lotta, che non possiamo fare da soli purtroppo. Ho detto Gaetano? Io vi aspetto al Teatro Totò con Arezzo 29 con Vittorio Marsiglia, Caterina De Santis, Ciro Capano, Davide Ferri. Vi aspetto al Totò con Luna Nera con Gennaro Silvestro, Franco Ricciardi e 20 straordinari ballerini. Noi siamo lì, non ci muoviamo, lavoriamo per la città e, ripeto, aspettiamo che le istituzioni si affianchino a noi in modo serio e competente soprattutto.